Abbiamo con noi a commentare la partita Tommaso Volpe del Breganze. Allora Tommaso, un primo tempo molto tattico, molto costruito, forse ne siete arrivati a capo, a parte la rete clamorosa che hai fatto un tiro, una bomba diciamo che ha perforato tutto, ma forse col ritmo li avete indeboliti. Te come hai visto questo primo tempo? Sì, è andata così anche secondo me dal mio punto di vista. Diciamo che all'inizio comunque tutti in forza, poi noi abbiamo fatto qualche cambio in più, loro hanno girato poco la squadra e alla fine comunque secondo me si è notato. No, si è notato certamente, soprattutto nel secondo tempo loro forzatamente, anche per via di un infortunio occorso a un loro giocatore, non sono venuti proprio con... Poi non è che si può giocare 50 minuti della partita, soprattutto al ritmo che tiene il Breganze in casa. Sì, diciamo che abbiamo trovato una forma che devo dire da inizio anno ci mancava, comunque abbiamo fatto qualche partita un po' calando e adesso comunque in casa mi sembra che non abbiamo ancora perso una partita, forse quest'anno, quindi è una cosa di cui andare fieri. Certamente, però questo fatto del ritmo, dei continui passaggi, dei posizionamenti, tagli e diagonali mette in difficoltà le squadre, sì. Anche quelle che come questa sera il portiere Moncalieri, soprattutto nel primo tempo, è difficile da superare, proprio Sì, assolutamente, ha fatto il massimo. una gran partita. Che dire, il Breganze è in un momento eccezionale. All'inizio avevo detto che il Modena era proprio alla ricerca di punti. Il Breganze, essendo in testa, non è alla ricerca, ma se vengono sono sempre importanti. Cosa dici, Tommaso? Sì, noi entriamo in pista sempre per vincere comunque, per far punti, non importa quale sia l'avversario, quindi anche stasera comunque ne abbiamo fatti e bisogna continuare così. Esatto, molto bene, ti ringrazio, ti lascio andare e in bocca al lupo per le prossime gare. Grazie. Ciao, buonasera intanto.